Matteo Madalosso, una serata decisamente storta questa del Padova. Purtroppo sì, siamo partiti male, abbiamo provato a recuperare anche col quinto uomo, però la bravura del loro portiere, alcune scelte sbagliate nostre e alla fine il risultato è questo. Senti, ci aspettavamo un po' il ritorno alla vittoria, perché dopo tanti pareggi forse questa era l'occasione migliore, però non è stato il Padova solito, forse quel gol subito a freddo ha cambiato qualcosa. Sì, diciamo che come hai detto tu, tanti pareggi e volevamo vincere, volevamo portare a casa questi 3 punti perché ci mancavano, però qualcosa non è andato. I 2 gol subito forse ci hanno un po' demoralizzato e la cattiveria non è stata quella dei giorni migliori. Ecco, Matteo Madalosso è un po' una delle grandi promesse del Padova Calcio a 5, state avvicinando molto pubblico, molte simpatie attorno a voi, però ecco, adesso ci vorrebbe anche il grande risultato. Eh sì, bisogna cominciare a cambiare mentalità per provare a puntare più in alto. Ci proviamo, ci alleniamo per questo e speriamo che arrivino questi 3 punti e casomai anche qualcosa di più. È la prima sconfitta stagionale che vede allontanarsi la vetta della classifica. Sì, noi dobbiamo pensare partita dopo partita. Questa è stata una sconfitta, dobbiamo pensare a rialzarci, a lavorare e vedere cosa si può fare per migliorare, soprattutto nell'atteggiamento. Ormai si punta solo ed esclusivamente ai playoff. Sì, diciamo che l'obiettivo è fare bene, giocare bene e se dopo giocando bene arrivano anche i risultati e i playoff, bene.